Si giocherà l'ultima giornata di ritorno nel campionato di eccellenza. Il Licata affronterà allo stadio Dino Liotta il Mazzara. La squadra allenata da Giovanni Campanella è da 2 settimane promossa in Serie D, mentre la squadra trapanese il Mazzara è salvo. Per il Licata sarà l'ultima partita nel campionato di eccellenza e vorrà chiuderla con la 18ª vittoria di fila davanti ai suoi tifosi. Il Canicattì sarà impegnato a Paceco contro il Dattilo, che lotta per cercare di rientrare nei playoff, ma la squadra allenata da Nicola Terranova andrà decisa a Paceco per i 3 punti che sono fondamentali per non fare i playoff di regione. La Pro Favara sarà impegnata a Marsala contro lo Sporting Club Marsala 1912. La squadra allenata da Peppe Balsamo dopo la sconfitta contro il Licata domenica per la squadra giallo-blu basterà un punto per evitare i play-out. In prima categoria si gioca domenica l'11ª giornata di ritorno, la quart'ultima giornata. Nel girone A l'Unitas Sciacca Calcio, promosso in promozione, affronterà sabato alle 14 il Real Menfi, che lotta tra i playout e la salvezza diretta. Mentre nel girone G l'Empedoclina, dopo la vittoria per 3-1 contro il QSN Caltanissetta, affronterà l'altra Nissena, la Nissa FC. La squadra granata, allenata da Fabio Speranza, al Collura dovrà obbligatoriamente vincere per non essere scavalcata dal Master Pro, impegnato in casa contro la Gira. L'Atletico Aragona, Raffadali, anticipa di sabato contro la Lemportese. Il Ravanusa riceverà il Saraceno e il Gemini. L'Angelo Cuffaro Raffadali affronterà in casa i Branciforti. La classifica è così corta dopo l'Armerina 56 punti, promosso in promozione, ci sono poche squadre racchiuse in pochi punti, l'Empedoclina 48 punti, il Master Pro 47, la Leonfortese 45 e l'Angelo Cuffaro Raffadale 44.